Buonasera amiche e amici di Sport di Più, buonasera e ben ritrovati a Bar Sport di Più, l'appuntamento settimanale con lo sport non solo veronese ma nazionale, possiamo dire, perché gli ospiti di questa sera sono assolutamente di respiro nazionale ed internazionale. Qui con me, come al solito, il compagno di viaggio Matteo Lerco. Ciao Teo, Albi, ciao Albi, buonasera a tutti i telespettatori. E a Teo lascio l'onore di presentare i nostri ospiti che sono qui sotto questa sera pronti ad entrare in diretta. Prego Teo. Bravi di respiro internazionale, per prima presento Lara Caravello, fresca vincitrice con l'Imoca Volley Conegliano, vincitrice in Italia, vincitrice dappertutto. Ciao Lara e complimenti. Ciao, grazie a voi. Ciao Lara. Ciao, grazie di essere con noi. Ciao. Abbiamo l'onore di avere Katia Coppola, capitano e anima dell'Audace Calcio a 5 Verona, e Audace che appunto sappiamo essere approdato nel massimo palcoscenico italiano. E... Ciao Katia. Ciao, piacere. Ciao Katia, promossa in Serie A con grandissimo merito dopo una programmazione, ma poi ne parleremo di tutto rispetto, veramente. Grazie. C'è chi spera in una promozione a breve, Michael De Marchi, attaccante della Virtus Verona. Ciao Michael. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Michael, buonasera, grazie di essere con noi. Last but not least, Stefano Miesato, delegato provinciale CONI Verona. Buonasera Stefano. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Stefano, grazie di essere con noi. Ormai sei un habitué, diciamo, delle nostre dirette e per me è sempre un piacere averti qui con noi. Io però partirei subito per cavalleria dalle nostre ragazze che sono qui presenti e in particolare da Lara Caravello. Allora, l'ha già detto Matteo nell'introdurti, insomma, una vittoria in Champions che ha suggellato una stagione strepitosa per l'Imoco Conegliano. Sì, è stata una stagione veramente incredibile. Sapevamo che avevamo una certa responsabilità nel portare a casa queste vittorie e abbiamo concluso l'annata con una vittoria che alla società non era mai capitato di portare a casa appunto la Champions e quindi meglio di così non poteva finire. Per te come primo anno a Conegliano, un anno strepitoso, un poker di vittorie perché campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions. Cioè, di più cosa pensate di poter fare? Ma quest'anno purtroppo col Covid non è stato disputato il mondiale per club, che è stato vinto l'anno scorso sempre dal Conegliano, quindi diciamo che per essere complete avremmo voluto partecipare anche a quello e magari vincerlo. E aspettiamo il prossimo anno, speriamo che l'emergenza Covid ci permetta di partecipare anche al mondiale per club.
Sì, speriamo che questa emergenza Covid se ne vada definitivamente. Passando a un'altra stagione strepitosa, Katia, niente, come è stata appunto Esatto. questa finale di Final 8 di Coppa Italia, purtroppo è arrivata una sconfitta contro Bitonto, però come ci hai confidato prima a microfoni spenti è stata battaglia vera fino alla fine. Il 3-1 è bugiardo. Sì, è stata una battaglia perché comunque noi arrivavamo sfavorite, loro erano la squadra favorita per vincere e sicuramente ci sono stati episodi che hanno mandato la partita più verso di loro, nel senso che se dopo un minuto a noi fischiano un rigore, sicuramente la partita cambia. Purtroppo il calcio è anche questo, quindi noi siamo state brave a non mollare mai, abbiamo dimostrato il nostro valore e la nostra forza. E siamo comunque orgogliose e contente di quello che abbiamo fatto, del percorso che abbiamo fatto e ci riproveremo perché sicuramente abbiamo ancora tanto da dimostrare. Sì, avete fatto una stagione strepitosa, questa Coppa Italia, come dicevi prima, sembravate la vittima sacrificale, invece siete arrivati lì e veramente, non dico per episodi, ma se girava in un altro modo forse eravamo qui a commentare un altro risultato, no? Beh sì, sicuramente, anche perché è vero che loro sono andate subito sul 2-0, quindi un risultato così può tagliarti le gambe, cosa che a noi non è successo. Siamo state in partita fino alla fine, siamo riuscite ad arrivare sul 2-1, abbiamo provato il portiere di movimento negli ultimi minuti e ce la potevamo anche fare, a dire la verità. Poi, ripeto, purtroppo ci sono gli episodi, capita il fallo sul 3-1 e la palla va dentro, però abbiamo tenuto fino alla fine, fino all'ultimo secondo, eravamo comunque lì a crederci, anche se probabilmente la partita ormai era chiusa, quindi io non ho niente da dire, nel senso che l'unica cosa che posso dire è brave alle mie compagne, a tutti quanti, e sicuramente è un punto di partenza dal quale partire, non è un punto di arrivo e io non la vedo come una sconfitta, ma sicuramente è qualcosa dal quale crescere che porterà altre soddisfazioni sicuramente. Bene, adesso io passerei la parola, se Michael ha un attimino la pazienza, a Stefano Gnesato, perché poi dopo ce l'ha anticipato da fare, da organizzare per un evento che si svolgerà a Verona, ma in tutte le piazze del Veneto questo sabato 8 di maggio. Ce lo vuoi spiegare, Stefano? Sì, intanto in mezzo a questi ragazzi mi sento veramente un intruso perché all'inizio hai parlato di trofei nazionali ed internazionali, dico, mamma cara. Complimenti a loro, è un grande onore essere qui in mezzo a voi, un grande piacere per lo sport veneto. Sabato 8 maggio saremo in piazza con le società sportive dilettantistiche, una manifestazione organizzata dal CONI Veneto in tutti e 7 i capoluoghi di provincia della regione. Effettivamente per noi di Verona è la seconda volta che torniamo in piazza. La prima esperienza l'abbiamo fatta il 31 di ottobre. Stiamo vedendo appunto, Stefano, le immagini mentre tu stai parlando di quella manifestazione. Scusa se ti ho interrotto. No, tranquillo Alberto. 31 ottobre, dove in piazza c'erano soprattutto gli assessori allo sport, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le discipline associate. A loro avevamo dato la parola. 400 persone avevano partecipato, sabato 8 maggio invece in coordinamento con tutte e 7 le province del Veneto daremo spazio alle società sportive dilettantistiche. È giusto, io tra parentesi sto guardando il mio telefonino che è qua perché dopo devo, come dicevi tu, proseguire nell'organizzazione di questa manifestazione. Vedo che ad esempio adesso sono arrivate le adesioni di altre 8 società sportive. Vogliamo dare la voce a loro, è giusto, è doveroso, perché nei confronti delle società sportive si sono create, soprattutto nel 2020, grandi attese, no? Aprirete, potrete continuare se verranno sanificati gli ambienti, se verranno mantenute le distanze,
potrete continuare se verranno adeguati gli impianti sportivi, potrete continuare se vi adeguerete ai vari DPCM. È stata praticamente per le società sportive dilettantistiche un'illusione continua, perché il risultato finale poi è stato che hanno comunque dovuto chiudere ed è stata sospesa tutta l'attività di base che adesso si trova in grossa difficoltà, carenza di sponsor, ma soprattutto carenza anche di adesioni. Il presidente Malagò faceva riferimento ad una federazione sportiva che aveva 150.000 aderenti e si è ritrovata con 75.000. Cioè una riduzione così si sta notando anche nella nostra provincia di Verona, che è ancora comunque un'isola felice. Ma io non so se a fine Covid, che non sarà quest'anno, a mio parere, sarà ancora un'isola felice. Perché notiamo anche da noi carenza di sponsor, affitti da pagare, bollette da pagare, diminuzione delle adesioni. Ho conosciuto personalmente ragazzi che hanno detto: ma io ormai sono talmente abituato a stare sul divano, col computer, col cellulare, con la PlayStation, che cosa torno a fare? Tanto devo solo allenarmi, con quale scopo? Sì, avremo un intervento. Quello è il rischio. Avremo un intervento in piazza. Certo. Quindi noi torniamo in piazza per evidenziare tutte queste situazioni. È nostro dovere soprattutto proseguire dopo questa manifestazione, farci carico di quello che ci diranno le società sportive e presentare quanto emergerà, ma sappiamo quali sono le problematiche, presentarlo a chi di dovere. Per noi di Verona, già ne abbiamo parlato, si tratta di fare anche un ulteriore passo avanti rispetto a tutto quanto abbiamo fatto in passato, perché l'intenzione condivisa, ripeto, quando parlo di condivisa mi riferisco a federazioni, enti di promozione sportiva, discipline associate, ma anche assessori dello sport, scuola, è quella di convocare gli stati generali dello sport veronese, guardarci in faccia, confrontarci e condividere progetti soprattutto anche da portare all'attenzione della regione, ma anche a livello nazionale. Questo è il nostro impegno e sicuramente manterremo fede a quanto sto dicendo. Intanto, mentre tu stai parlando, stanno arrivando, li stiamo facendo vedere alcuni messaggi di società sportive e di presenze che saranno sicuramente in piazza Verona. Come dicevi tu, è il primo grande evento di tutto lo sport del Veneto con il nuovo presidente, che è Dino Ponchio, da poco insediatosi, scusa. Sì, Dino, che tra l'altro è anche un amico, è partito con grande voglia di fare. Probabilmente io mi auguro che Verona abbia fatto un attimino scuola con la nostra precedente esperienza. Mi dimenticavo, ma è l'età, insomma, quindi posso dimenticarmi qualcosa. A fine o a inizio cerimonia, adesso all'inizio manifestazione, alla fine, adesso vedremo come organizzarci. A chi ha confermato la presenza, siano assessori, siano federazioni, siano società sportive, consegneremo quel libretto che abbiamo fatto l'anno scorso, frutto di discussioni e di confronto fra il mondo sportivo veronese. Libretto che è un caso unico in Italia, ma questo non lo dico io, è stato riferito, non esiste in Italia un libretto del genere, non è il libretto dei sogni, è un libretto di riflessioni, ma anche riporta esempi concreti presenti nella nostra provincia che possono e potranno essere d'aiuto a tutte le società sportive. Stefano, del libretto ne parliamo dopo perché vorrei fare un approfondimento. Adesso però vorrei sentire Michael, perché Michael ci ha detto prima, all'ultimo secondo sono entrati in questi play-off. Certo, c'è Albi questa contraddizione nel sistema calcistico veronese, no? Di questo miracolo virtus che continua a susseguirti di stagione in stagione, però una realtà che arriva a giocarsi la Serie B non è più un miracolo, non è più una scommessa vinta, è una splendida realtà, Michael. O no, questo 3-3 deve essere l'inizio e non un punto d'arrivo. Che sì, come ci siamo arrivati poi, come dicevi tu, 3-3, punizione al 93esimo, una partita difficile contro una squadra fortissima, il Modena,
E quindi arrivarci anche così è stato unico, è stato incredibile, storico. Per carità, potevamo arrivarci prima perché... Ecco il video del gol di Danti. Sì, la vedo. Sì. Sì, tanta roba. Siamo Anche tutti perché è una palla felicissimi. che scotta quella, Michael, al 94esimo della partita più decisiva. Guarda, considerando che il punto serviva perché dall'altra parte il Gubbio vinceva, considerando che hai appena sbagliato il calcio di rigore, capito, fare questa punizione è uno scoppio di gioia per tutti. Poi è un risultato che la società non aveva mai visto prima e quindi ci giochiamo questi playoff. Poi adesso voi parlate di Serie B, ma sappiamo molto bene quanto sia difficile affrontare queste partite. Soprattutto noi partiamo da undicesimi, quindi poi sai, il sogno è sempre giusto crederci, però dobbiamo avere grande umiltà a partire da domenica e bisogna andare fuori casa già a vincere a Trieste. Insomma, sono partite molto molto difficili e tanti ragazzi è la prima volta che fanno i playoff, per me è la seconda, però è sicuramente una bella appunto da aggiungere sul nostro curriculum e sul curriculum della società, quindi sì, siamo molto contenti. Intanto step by step, no? Passo dopo passo. L'unica cosa, posso dirlo, che stonava un po' di quel gol è l'outfit di Danti, nel senso che sotto la maglia aveva stava morendo, poi aveva crampi dappertutto, ha dovuto tirarsi, sì, poi tutti l'abbiamo sommerso e quindi no, è stato pazzesco, sì. Negli spogliatoi cosa vi siete detti? Immagino avete festeggiato come non mai. Certo, no, guarda, gioia, super gioia, felicità, anche perché, ripeto, per tanti di noi magari è la prima volta che affrontiamo i playoff in Serie C e quindi poi per la Virtus, no? E quindi super felicità, siamo stati poi tutti quanti in sede a bersi una birra di gruppo, a fare una risata, a divertirsi. E ora stiamo preparando questa settimana con grande professionalità, serenità, perché secondo me quella ci deve contraddistinguere, no? Avere la testa molto libera. Noi siamo una squadra che non ha niente da perdere e dobbiamo portare in campo, secondo me, questa serenità, insomma. Possiamo essere fastidiosi. Sì. Dovete essere fastidiosi. Il presidente, allenatore fresco, anima della Virtus, come ha reagito a questo traguardo? Impazzito. No, era felicissimo anche lui, no? Come tutti. Poi sappiamo quanto è legato a questi colori, sono a svariati anni, no? Penso ha già battuto certi record per quanto riguarda allenare questa squadra e quindi per lui è una gioia immensa. Lo chiamano il Ferguson italiano, non a caso. Ma sai che io e Michael abbiamo una cosa in comune, calcisticamente parlando, che tutti e due siamo stati allenati da Fresco. Adesso, io un secolo fa e in categorie veramente medio-basse, tu invece in categorie assolutamente... Però ecco, abbiamo questo punto di incontro, quindi insomma il Gigi lo conosciamo entrambi molto bene, quindi confermo quello che hai detto, no? Puoi immaginare, no? Puoi immaginare. Sì, è la sua vita, la Virtus, assolutamente. Davvero. Senti, io ripasserei a Lara, perché insomma l'Imoco ha collezionato, correggimi se sbaglio, 64 vittorie consecutive. Esatto. Esattamente, dall'anno scorso però. Sì. Dallo scorso penso dicembre. Che se non è un record poco ci manca. Sì, diciamo che non era così scontato questo risultato, perché comunque abbiamo incontrato diverse squadre che ci hanno messo parecchio in difficoltà, però alla fine penso che l'obiettivo di tutto era quello di vincere, superare ogni record quest'anno e con tanto lavoro fatto soprattutto in palestra siamo riusciti a portare a casa questo risultato. E Lara, per te significa forse un qualcosa in più rispetto al resto del gruppo? L'anno scorso eri in A2 a Martignacco e
Cosa rappresenta per te questo traguardo così incredibile, no? Penso sia proprio il successo della meritocrazia, no, Albi? Sì, assolutamente. Da quando sono piccola, ovviamente, sono sempre stata una super appassionata della pallavolo. Ho iniziato a 6 anni e il mio sogno era quello di giocare nella squadra più forte al mondo. E alla fine, quando ormai avevo perso ormai le speranze, l'anno scorso è arrivata la chiamata appunto di Conegliano e quindi non potevo che accettare, quindi per me veramente vuol dire tantissimo. Quindi è una rinascita mia personale, perché ero quasi tentata a mollare fino a pochi mesi prima che mi chiamassero a Conegliano. Senti, Lara, parliamo un attimo della partita che avete giocato qui a Verona, di cui si vedevano le immagini pochi secondi fa. È stata una partita difficile perché non siete partite benissimo, poi però la svolta, no? Sì, sapevamo benissimo che la squadra turca era la squadra più forte che avremmo potuto, bello proprio così, perché è stata una vera e propria finale combattuta su palla, e il risultato finale, un 3-2 con un 15-12 finale, ha dimostrato appunto che le due squadre erano veramente lì. Una partita che non ci permetteva di sbagliare troppo o di commettere È caduta la linea, purtroppo c'era qualche problemino, adesso vediamo di riprendere e di ripristinare la linea con Lara. Certo, stavo dicendo che insomma una stagione del genere forse neanche se lo immaginava, partendo dalla Serie 2, vincere tutto, insomma non è da tutti i giorni. Parlando di chi ha vinto la 2, sì, vai. Magari l'anno prossimo punterà a vincere tutto. Katia, con che spirito ci si appresta a vivere questa nuova avventura nella massima serie? Audio, un attimo. Eccoci. Sicuramente sarà un campionato molto impegnativo, anche perché andrai a affrontare squadre che militano in quel campionato da anni, e la società provvederà, penso, a inserire giocatrici di livello, e ovvio che non sarà una passeggiata. Sicuramente arriveranno probabilmente tante sconfitte, mi auguro di no ovviamente, però mai dire mai, e ci faremo le ossa. C'è poco da fare, bisogna combattere ogni partita e tirare fuori quello che sappiamo. Bisognerà allenarsi tanto, sicuramente più di quest'anno, e poi ci giocheremo ogni partita come se fosse una finale, cercando di fare il meglio possibile. In un anno di successi, Katia, con la squadra, tu ti sei riuscita a ritagliare anche l'onore, un onore non da tutti, no? I 100 gol con la maglia dell'Audace Calcio a 5. Ecco, cosa significa per te un riconoscimento così importante sui generis? Allora, raggiungere i 100 gol, diciamo che non me l'ero neanche prefissata. Io sono arrivata in Audace 3 anni fa, quando avevo deciso di smettere di giocare calcio a 11. E per me è stata una rivincita personale, perché mi ero sentita dire da tante persone che ormai ero una giocatrice finita, e quindi scegliere l'Audace, scegliere un calcio a 5 che è completamente diverso dal calcio a 11, ripartire praticamente da zero e in così poco tempo, perché calcolando che l'anno scorso il campionato è stato interrotto, quindi all'incirca sono 2 anni e mezzo più o meno che gioco, raggiungere i 100 gol è un traguardo che oddio, è anche difficile da esprimere. Sono emozioni che porti dentro e che ti rimarranno sicuramente scritte nel cuore, e non saprei neanche come definirle. È un qualcosa di indelebile. Senti Katia, noi ci siamo conosciuti qualche anno fa sul campo a 11, no? Quando giocavi
nel Valpo Chievo. Poi questa scelta di andare sul calcio a 5, come mai? Allora, io ho finito di giocare col Chievo e non ero stata riconfermata. E allora, siccome io come lavoro faccio l'operatore sociosanitario, avevo dato l'esame il 23 di luglio. Il 22 avevo firmato il mio primo contratto, quindi ancora prima di dare l'esame. E tra me e me dicevo, vabbè, basta, non sono stata riconfermata, mi concentro sul lavoro. Quindi ero praticamente entrata in una casa di riposo a lavorare. Fatalità, qualche giorno dopo sono stata contattata da Betteghella e non ero convinta, dico la verità, ero molto titubante, infatti li ho tenuti in stand-by per non so quanto tempo, finché poi anche parlandone comunque con mamma e papà, conoscendomi molto bene, mi hanno detto provaci, perché tanto so che a distanza di pochi giorni mi dirai mi manca giocare. Era tutto nuovo per me e ho deciso di trasferirmi a Verona e da lì è iniziato questo percorso e devo dire che ho fatto la scelta giusta. Certo. Hai segnato, Katia, tantissimi gol nel rettangolo grande, hai segnato e stai segnando tantissimi gol nel rettangolo più piccolo, e a testimonianza che alla fine la classe e il fiuto del gol trascende un po' le dimensioni del campo di gioco, no? Sì, ammetto che a 5 è un po' più facile segnare, perché la porta è un po' più vicina. Però... Beh, bisogna essere anche capaci comunque. Sì, quello sì. Però le soddisfazioni le soddisfazioni che ho avuto nel calcio a 11, soprattutto a livello nazionale, facendo tutte le nazionali, i vari under, mondiali, europei, eccetera, sono comunque emozioni veramente forti. Però quelle che sto provando qua sono molto diverse, nel senso che io ho trovato veramente una famiglia, io la definisco famiglia, perché è un legame che c'è all'interno del gruppo, ma anche con la società stessa, che non penso di averlo mai trovato in nessun'altra società a livello di calcio a 11, anche perché a 5 io ho sempre solo giocato nell'Audace, quindi non posso fare paragoni. Però penso di aver trovato la mia strada, ecco, quello sì. Insomma, io vabbè, dopo andiamo su un altro argomento, intanto adesso passiamo a Michael. Sì, Michael, si vede sempre la punta dell'iceberg, però prima non è stato detto che senza il tuo 1-0 alla Fermana, anzi, sicuramente questo traguardo non sarebbe stato tagliato, no? No, va a dire così, guarda, è contro di me, perché sai, il calcio è un gioco di squadra e poi segni tu, ma è tutto il gruppo. Poi devo dire che fare quel gol per me è stata una gioia immensa, visto il mio trascorso, perché ho fatto un anno fuori, ho avuto un'operazione alla spalla, sono stato fuori tanto tempo per la riabilitazione, è stato più duro di quello che pensavo. E quindi, guarda, rientrare così a poche partite dalla fine per ritrovare la forma, capito? E rischiare di magari non portare a casa niente, quel gol è comunque per me un buon bottino. Ora purtroppo il campionato siamo, spero, lunghi playoff, e quindi adesso bisogna rimettersi in carreggiata per la prossima stagione, no? Certo. Sei tornato alla Virtus dopo un'esperienza qualche anno fa sempre al Gavagnino Cini. Che realtà hai trovato dopo un periodo di tempo in cui hai girovagato un po' per l'Italia? Guarda, ti dico la verità, molto molto simile, perché la filosofia comunque di Gigi è rimasta quella, no? Comunque di puntare tanto sui ragazzi, sul gruppo, e questo lo ha pagato e continua a pagarlo, e quindi fa anche bene a tenere questa sua filosofia. È un ambiente per me molto molto familiare, molto molto unito, fatto da persone comunque che amano il calcio e lo dimostrano da anni, scendendo tutti i santi giorni, no, accanto di Gigi. E questo per fare anche un saluto, no, un appagamento anche per lo staff, che è molto molto vasto, e quindi comunque è rimasto sempre quello, sempre quello. Certo.
tu hai iniziato questa lunga corsa nel professionismo dai campi dell'eccellenza del Team Santa Lucia. Ti chiedo, quando è stata importante questa esperienza formativa per diventare il giocatore che sei adesso? Guarda, per me molto, soprattutto perché partire da un certo livello, secondo me ti aiuta a portare dietro più fame, ecco, non so se mi spiego, più grinta, no? Io penso che se sono arrivato tanto anche grazie a quel lato lì, quella voglia di arrivare, no? Di continuare a provare, anche se sulla carta eri un giocatore d'eccellenza, no? E quindi questo per me è motivo di grande orgoglio ed è una cosa che mi tengo stretta e anche molto, molto rara, secondo me. Insomma, il lavoro paga, è inutile, Quello sempre, quello è sempre. inutile che ci giriamo tanto intorno, perché Mm. poi dopo magari c'è qualche scorciatoia, qualche scappatoia, però alla fine è il lavoro che paga. Nel frattempo, parliamo di lavoro, se Stefano mi esalta ancora pazienza, Stefano, hai ancora un attimino di tempo, che volevo introdurre Paolo Fantoni e dopo ti ripasso la parola, va bene? Certo. Un saluto a Paolo. Eccolo qua allora, Paolo Fantoni. Buonasera Paolo, ciao. Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma come avevi appena detto i lavoratori non riescono a gestirsi proprio come vogliono il tempo. Non ti preoccupare. Allora, partiamo subito. Europei che si sono corsi, Coppa Europa che si è svolta la settimana scorsa all'Olimpica Arena qui di Verona, BMX, stiamo parlando ovviamente. Un breve resoconto, com'è andata, al di là del meteo purtroppo. Beh, a parte il meteo, diciamo che è andata benissimo, benissimo per i colori dell'Italia, benissimo per questa grande voglia degli atleti di partecipare, che era appunto la prima gara dopo tanto tempo, atleti che arrivavano da 32 paesi diversi, anche se si chiama Coppa Europa, c'erano atleti che arrivano dall'Australia, dall'America, dal Sud America e da tutta Europa, semplicemente perché appunto questo prossimo weekend ci sarà la Coppa del Mondo e quindi un'occasione maggiore per loro per provare la pista di Verona, che tante persone non conoscevano, era quella appunto di allenarsi sulla nostra pista, appunto con le 2 gare di Coppa Europa. Il tempo non ci ha aiutato più di tanto perché diciamo che non abbiamo terminato fino alle finali le gare stesse, quindi le classifiche sono state stilate, una ai quarti di finale e l'altra alle semifinali, però diciamo che il valore è stato molto molto intenso, molto importante. I ragazzi sono pronti anche perché sono le ultime occasioni per prendere i punti per la qualificazione olimpica. Esatto. Purtroppo però il meteo ha proprio rovinato, però la cosa che si è vista poi nel weekend scorso, al di là appunto che purtroppo c'era anche poco pubblico per i motivi ovviamente legati alla sicurezza Covid, una grande voglia di ripartire, una grande adrenalina sia per gli accompagnatori che erano sulle gradinate, ma soprattutto questi ragazzi che erano proprio scalpitavano sui pedali. Sì, infatti dai ragazzini, appunto come stavi dicendo, per evitare gli assembramenti abbiamo diviso la manifestazione in 2 blocchi, quelli diciamo agonisti però giovani e poi nel pomeriggio al mattino e poi nel pomeriggio invece soltanto le categorie di eccellenza junior ed elite. Questa situazione ci ha permesso di gestire bene l'afflusso sia degli accompagnatori che degli atleti, perché i partecipanti erano 630, quindi è stato meglio così, avere appunto questa suddivisione delle 2. E la voglia era tantissima perché come ti dicevo prima, era tempo che questi ragazzi non gareggiavano, quindi avere la possibilità di correre, di portare la maglia della nazionale, portare avanti i colori della propria società, era una cosa che
una sensazione che non avevano più ormai da tempo, e quindi tutto il tempo, l'inverno e la stagione scorsa è stata fatta una manifestazione sola, tra l'altro a livello europeo è stata fatta solo la manifestazione di Verona, perché le altre manifestazioni sono saltate tutte. Quest'anno siamo partiti a sempre noi, sembra che delle altre in giro per l'Europa ne verranno fatte, ma c'è ancora qualche dubbio. Comunque tanta voglia di correre, tanta voglia di sfogare quelle che sono le giornate passate ad allenarsi. Senti Paolo, ti chiedo un attimino, dopo parliamo dei mondiali, adesso volevo dare la parola a Stefano Gnesato che poi ha degli impegni. Stefano, ultima riflessione, poi come promesso ti lasciamo andare. Ti faccio una domanda molto secca. Cos'è il libretto del CONI? Ma non è un libretto del CONI, è un libretto fatto dal CONI Verona, fatto dagli assessori allo sport, dalle federazioni, dagli enti di promozione sportiva, dalle discipline associate, dalla scuola, dall'ufficio sport della Curia. Nasce a seguito di un'indagine conoscitiva che noi abbiamo fatto su tutto il territorio della provincia di Verona nella fine 2019. Nel 2020 è scoppiata l'epidemia, ha mandato un pochino a monte i nostri piani, però questo non ci ha impedito di avviare un confronto fra tutti questi enti che io ho citato. Quindi questo è il frutto di un confronto e di una condivisione fra tutto quello che è il mondo sportivo veronese. Non è il libretto dei sogni, come dico sempre, non è un libretto filosofico, semplicemente filosofico, ma partendo da un'indagine conoscitiva, un libretto che dà anche delle indicazioni molto pratiche di come può essere la ripresa, e soprattutto cita degli esempi positivi che ci sono in provincia di Verona, che possono essere copiati e soprattutto migliorati anche da altri. Cito solo un esempio, quello del coordinamento intercomunale per lo sport, costituito nel 2021 dal sottoscritto, e Giovanni Malagò, il presidente nazionale del CONI, mi ha detto che in Italia non esiste una cosa del genere. Sono 12 comuni racchiusi in un coordinamento, come dicevo, che adottano pratiche, progetti comuni e che hanno in questo modo avvicinato molti e molti ragazzi allo sport, allo stesso tempo formato molti dirigenti e molti allenatori, ecco, appunto dal punto di vista formativo. Sono esperienze importanti che abbiamo e che magari non conosciamo della nostra provincia di Verona. Bene Stefano, allora io prima di salutarti e di ringraziarti per essere stato qui con noi, ti lascerei ricordare l'appuntamento di sabato. Lo dicevamo prima, questo sit-in pacifico, non è un sit-in, questa manifestazione che si terrà su tutte le piazze. Il titolo e lo slogan che è stato coniato è The Sport Must Go On, lo sport deve continuare. Certo, sarà su tutte le 7 principali piazze dei capoluoghi di provincia della regione Veneto, rivolto soprattutto alle società dilettantistiche. Vogliamo portare in piazza quello che è la situazione e il disagio che queste società hanno vissuto e che stanno vivendo. Noi a Verona come adesioni, lo dicevo prima, avevo ricevuto altre 8 società sportive che saranno presenti. Nonostante le 400 persone di ottobre, tu lo sai Alberto, io me ne aspettavo molte meno, invece siamo avviati a un ottimo numero di adesioni. Insomma. Sicuramente come precedente dovrà essere un sit-in pacifico, non vogliamo insulti, non vogliamo schiamazzi, ma dobbiamo far vedere con educazione ma decisi cosa lo sport è, cosa lo sport può rappresentare. E l'importanza dell'evento è anche certificata, passami il termine, dalla presenza del sindaco di Verona e dell'assessore allo sport appunto di Verona, rispettivamente Guarina e Filippo Rando, quindi anche loro vicini al mondo dello sport. Se mi permetti aggiungo, ma anche da un altro gruppo di assessori allo sport che seppur non invitati vogliono, perché mi hanno scritto, mi hanno dato l'adesione,
ma hanno chiesto loro di partecipare ed essere presenti e manifestare la vicinanza al mondo dilettantistico. Ecco, per cui c'è anche un bel gruppo di assessori allo sport e anche qualche sindaco. Bene Stefano, grazie, ci vediamo allora sabato in piazza, buon lavoro, perché insomma dovrai finire di coordinare le cose, quindi so che il lavoro non mancherà, quindi grazie ancora. No, assolutamente, grazie a te dell'invito, in bocca al lupo a tutti. Ciao Stefano. Grazie Stefano, ciao, delegato ciao, buona serata, provinciale del CONI Verona. Teo, andiamo a sentire la campionessa d'Europa. Sì, Albi, hai parlato dello slogan The Sport Must Go On. Io chiedo a Lara come si fa ad andare avanti, come fa l'Imoco Volley ad andare avanti dopo una buffata del genere, dove si trovano gli stimoli? C'è qualche problemino con la connessione. Niente, Lara, niente, c'è la connessione purtroppo che non è buona, vediamo di recuperarla più tardi. Nel frattempo io direi di andare avanti. Mi permetto, Teo, di fare una domanda a Katia, no? Quando ti ha contattato il presidente Betteghella, la prima cosa che hai pensato cosa è stato? Cioè, è venuto a scegliere te perché ti aveva visto giocare e ovviamente avevi un'esperienza nel campo del calcio 11, o perché puntava su di te perché gli davi delle sensazioni positive? Allora, da quello che so io, avevano letto sull'arena che appunto io non ero stata riconfermata. Erano andati a vedere dei video e fatalità, se vai su YouTube ci sono alcuni video miei di partite vecchie, insomma, con società, ma soprattutto con la nazionale, e mi ha fatto questa chiamata. Erano le 10:30 di sera, io avevo appena finito il mio turno di lavoro, quindi voglia di parlare zero, e gli ho praticamente staccato, tra virgolette, il telefono nel giro di 2 minuti, dicendo che appunto io non volevo saperne, io ero partita proprio con l'idea di smettere, basta, ho detto appendo le mie scarpe e chiudo. Poi dopo, ragionandoci un po', parlando, chiedendo, informandomi, alla fine ho fatto la mia scelta e sono qua. Sì, alla fine ti ha corteggiato un po'. Dai, vabbè, Sì. voglio arrivare al dunque, nel senso, no, adesso al di là delle battute e del gossip pecoreccio, no, a me piace la vostra storia, nel senso che comunque Katia e Alessandro, eccola qua la foto, sono di fatto una coppia in campo e anche fuori dal campo, e questa è una bella storia che abbiamo raccontato anche con Sport di Più. A me fa piacere perché io mi reputo, insomma, amico di entrambi, e vedervi così uniti, ripeto, sia in campo che fuori, è una bella sensazione. Sì, non è facile perché noi no, non è per niente facile e litighiamo tanto, lo ammetto, soprattutto per queste dinamiche, perché lui è tanto concentrato giustamente sulla società, i suoi affari e tutte queste cose qua, e lo spazio nostro viene a mancare, ecco, però alla fine abbiamo trovato l'equilibrio. Adesso sono quasi 3 anni che viviamo insieme, praticamente siamo andati a convivere subito, come io ho firmato il contratto abbiamo iniziato a frequentarci, poi con i nostri alti e bassi le cose vanno bene, ecco, ripeto, abbiamo trovato il nostro equilibrio. E non è facile perché comunque io in certe dinamiche non voglio entrarci, perché è giusto che io non entri, dato che comunque oltre ad essere la sua fidanzata sono comunque una giocatrice, quindi è giusto che io certe cose non le sappia. Dall'altra parte ci sono momenti in cui vorresti sfogarti, vorresti parlare e non sai se è giusto, non è giusto, lo dico, non lo dico, quindi a volte non è facile per entrambi, ecco, però va bene. A volte non sai con chi prendertela, se con il ragazzo o con il presidente. Esatto. Quindi, no, tu sei anche, alla fine sei anche una ragazza fortunata, perché hai 2 possibilità: puoi prendertela con il presidente e col moroso. Quindi tanta roba, ci sono tanti che secondo me vorrebbero avere questa possibilità. No, ma infatti tante volte nelle nostre litigate sottolineo: adesso parliamo come fidanzati e gli dico le mie cose, adesso parliamo, ascoltami come presidente e ti dico le altre dinamiche, perché sennò a volte rischi di mischiare
e non sai neanche come reagire, se intervenire in una maniera oppure dire no, guarda che secondo me magari sbagli, allora mettiamo le cose in chiaro subito. Vestite i panni a seconda della situazione. Beh, comunque è una bella storia, adesso al di là, ripeto, ho voluto affrontarla perché mi sembrava giusto condividere con te che 2 battute, ci conosciamo da un po', con Ale ci conosciamo altrettanto da un bel po' di tempo, quindi mi permetto di fare queste divagazioni sul tema sportivo. Albi, io nel 2016 ero il corrispondente per la Fortuna Mozzecane esatto. e mi ricordavo, appunto, seguendo la squadra in Serie B femminile, di questa Katia Coppola che segnava gol a grappoli per il Milan Ladies, giusto Katia? Io ti chiedo, quanto è cambiato il movimento calcistico femminile da quell'anno lì, dal 2016? Si sente proprio, si ha la percezione di quanta strada si sia fatta? Calcio a 11, calcio a 5, intendo una considerazione generale. Sicuramente, io il calcio 5 conoscendolo poco non so dirti quanto sia migliorato, però sicuramente calcio a 11 tanto. Io ricordo quando giocavo Milan Ladies o l'Inter, che non è l'Inter di adesso, zero, cioè non venivi praticamente considerata, e a volte eri tu stessa che magari ti pagavi la maglietta pur di avere il nome scritto dietro, o la società non aveva magari soldi per permettersi trasferte magari in 2 giorni, o tante piccole cose che adesso col tempo sono cambiate e che sicuramente andranno sempre a migliorare, soprattutto se i fondi aumentano, se le squadre femminili vengono seguite dal maschile e così via. Certo, è un circolo virtuoso, no? Che ha preso il là con appunto questa introduzione delle società maschili, ma che speriamo appunto dal 2022-2023 possa vivere una vita propria e camminare da solo il movimento. Esatto, anche perché comunque a livello di sponsorizzazioni, a livello di visualizzazioni, diciamo che è iniziato a prendere piede soprattutto e tanto dopo i mondiali che hanno fatto in Francia. La gente ha iniziato a conoscere, ha iniziato ad appassionarsi, ha iniziato a vedere le ragazze che giocano a calcio in maniera diversa. Sicuramente andrà a migliorare e mi auguro anche il prima possibile, però sono percorsi lunghi e che probabilmente ci vorranno anni per arrivare a un livello dove io, ad esempio, come giocatrice posso dire ok, vivo di calcio. Adesso poche ragazze possono dirlo, però io mi metto sempre in mente le stesse domande, mi faccio sempre le stesse domande: se io magari rimango incinta, o se io mi rompo, o se io smetto, come faccio a vivere? Con che soldi? Quindi personalmente ho deciso di intraprendere entrambe le strade, quella del lavoro, che per fortuna ho un lavoro fisso e quindi sono a posto, e quella del calcio, che ad oggi è comunque una passione. Spero di poterla portare avanti anche in maniera magari un po' più professionale, professionistica, però devo sempre avere le basi per essere sicura, ecco, in qualsiasi momento. Certo, assolutamente. Michael, parlavamo prima appunto del tuo passaggio dall'eccellenza veronese appunto al professionismo. Tu il salto hai fatto un salto veramente dirompente, dal team Santa Lucia al Carpi. Ti chiedo appunto quanta voglia hai te di tornare nella serie cadetta per restarci, per diventare uno stabile protagonista del calcio italiano che conta. Sai, il sogno è sempre vivo. E poi io quell'anno sì avrò fatto un salto molto lungo grazie a un provino che feci col Carpi e però mi sono scottato perché non è andata bene e sono tornato giù in picchiata proprio, e mi sono rifatto il percorso come andava fatto, passo dopo passo, ho rifatto la D, ho rifatto la C, e l'anno scorso sono tornato a fare la Serie B e questo per me era motivo di grande appagamento mio personale. Purtroppo è andata male, l'anno scorso ho avuto molti infortuni, spesso per questa spalla che ora è sistemata, e quindi sì, tanto il far bene e l'obiettivo, l'ambizione a me non è mai mancata e continuo ad avercela, sì, quello sì. Certo. E avere in squadra stimoli come Bentivoglio, Cazzola, Danti è sicuramente un plus importante, no?
cioè si respira anche nello spogliatoio una certa mentalità che poi è quella del calcio dei grandi. Sì, sì, no, questo è chiaro, sicuro, soprattutto per noi, ma per i più giovani, per i ragazzi che arrivano, no, avere queste figure nello spogliatoio è importante perché ti mettono un po', no, sull'attenti e ti fanno sicuramente dare molto di più, molto di più. Senti, io adesso proverei a sentire se il collegamento con Lara è migliorato. Ci senti bene, Lara? Sì, ti sento. Noi ci vediamo tanto a scatti, purtroppo c'è sempre questi 3-4 secondi da domanda a risposta. Comunque dai, proviamo ancora. Senti, giocatrici, allora tu fai parte di uno spogliatoio di campionesse. Io, insomma, è inutile andarlo a scorrere, cioè, chi conosce la pallavolo può vederlo. Quanto è difficile o quanto è facile vivere in uno spogliatoio così? La domanda che abbiamo fatto anche a Michael. Quanto è difficile? O quanto è facile vivere in uno spogliatoio come quello di Conegliano? Io che inizialmente pensavo fosse molto difficile, nel senso che entrare in una squadra già formata e con delle campionesse non è mai facile. Entrata in punta di piedi, ma ho capito da subito che le ragazze erano di una umiltà incredibile e anzi mi hanno aiutato nella personale, ma soprattutto anche ad integrarmi velocemente in questo gruppo. Bene, Lara, abbiamo grossi problemi veramente con la connessione, ti sentiamo veramente a scatti. Io direi proviamo a sconnetterti un attimo e magari trovi un altro punto dove si prende un po' meglio e poi ci ricolleghiamo tra qualche minuto. Dai, riproviamo perché è un peccato non poterti intervistare come si deve. Intanto passiamo a Paolo. Paolo, prima abbiamo parlato di europei, adesso questo fine settimana c'è la World Cup. Ci siamo sentiti inizio settimana e mi hai detto che è tutta un'altra storia anche a livello di organizzazione. Come stanno andando i preparativi? Come ti dicevo, sono appena rientrato. Sono dalle 6 di stamattina che sono là perché sono arrivati le televisioni, che sarà ripresa in diretta con Olympic Channel, e i timing che sono dei francesi che seguono appunto per l'Unione Ciclistica Internazionale anche ciclocross e la downhill, quindi per me che parlo francese, un po' di tedesco, questi la maggior parte parlano inglese, quindi c'è un miscuglio di situazioni che mi creano delle grosse difficoltà. Vabbè, però non ci sono solo io, ci sono varie persone che si occupano dei vari settori. La cosa principale è ancora quella della gestione della pandemia Covid, quindi con situazioni che vanno a complicare tutta la gestione, vale a dire che tutti gli atleti che fanno 2 gare devono fare 2 tamponi sia il sabato che la domenica. Oggi c'era giornata di prove, dovevano avere un tampone regolare anche oggi. Abbiamo allestito addirittura una stazione tamponi rapide molecolari anche lì proprio fuori dalla pista. Per quanto riguarda il resto dell'organizzazione, sì, c'è molto da fare, dobbiamo seguire le regole che tra Unione Ciclistica Europea e UCI sono diverse anche per quanto riguarda i colori, perché la livrea dell'Unione Europea è il blu, quella dell'Unione Ciclistica Internazionale è il rosso, quindi tutto quello che abbiamo preparato dal podio alla striscione d'arrivo, della partenza, l'angolo per l'intervista e così abbiamo dovuto sostituirlo completamente. Ci sono delle regole che sono completamente diverse. Infatti gli stessi che hanno ripreso
la Coppa Europa di pallavolo, scusami, la stessa sì. della pallavolo del Palazzetto dello Sport, si sono trasferiti, finito lì da loro, si sono trasferiti da noi con tutti i loro accessori che sono un pochino diversi sinceramente da quelli della Coppa Europa, che comunque Coppa Europa dobbiamo dire che è andata assolutamente bene, perché ha avuto nelle 2 giornate circa 180.000 visualizzazioni in streaming. Sì, vedevamo, ma hai girato i numeri, pazzesco veramente. Pazzesco veramente, questo ti fa capire quanta voglia c'è. 160 paesi di tutto il mondo che hanno seguito questa diretta in streaming, ma proprio perché c'erano appunto tantissimi stranieri appunto di tutto il mondo che hanno partecipato alla manifestazione. Questa a questa di sabato e domenica prossima, ricordo che sono 2 le gare, una sabato e una domenica, venerdì ci sono le prove ufficiali, sono arrivati degli altri pezzi da 90 da parte di tutto il mondo che hanno preferito fare solo la gara di Coppa del Mondo. Siamo pronti, ancora qualche piccolo dettaglio, qualche ritocco, ma la pista è apprezzata da tutti, è una situazione che piace, la pista piace a tutti quanti, il posto è molto bello, gli spazi ci sono, diciamo che abbiamo avuto per adesso solamente note positive di quello che stiamo facendo e che abbiamo fatto. C'è da lavorare parecchio, ma siamo anche in molti, perché essendo una società con 200 e più tesserati, abbiamo 200 genitori, anzi 400 genitori che possono essere i volontari che ci danno una mano a gestire tutto questo evento. Una forza lavoro veramente incredibile. Prima di passare a Katia, visto che parlavi di grande veramente interesse e di grandi consensi per il lavoro che state facendo e per la pista, io lancerei, direi alla regia di lanciare il video che abbiamo registrato domenica al sindaco di Verona, Federico Sguarina, che insomma un po' fa il punto della situazione. Insomma, quando l'abbiamo registrato c'era il sole e quindi c'era tutta un'altra atmosfera. Prego alla regia di mandare il video. Sindaco Sguarina, è una meraviglia questa arena di BMX, giovani da tutta Europa per questa Coppa, è un vanto anche per Verona. Sì, è una meraviglia l'impianto, una meraviglia vedere così tanti ragazzi, così tanti giovani con le loro biciclette, è una meraviglia vederli correre e gareggiare, quindi è una meraviglia avere un impianto di questo tipo, un'organizzazione di questo tipo, una società di questo tipo nella nostra città. È sicuramente un orgoglio, l'ho detto tante volte, è un orgoglio del mondo del ciclismo, ma un orgoglio proprio della città di Verona, e siamo solo agli inizi, perché poi insomma le cose ancora più importanti hanno ancora da venire, e quindi è un orgoglio, ma addirittura proiettato nel futuro lo sarà ancora di più. Assessore Rando, insomma, finalmente è partita questa European Cup 2021 qui all'Olympic Stadium Arena di BMX di Verona. Insomma, le prime sensazioni a pochi minuti veramente dallo start. Oh, bellissimo, si rivede veramente lo sport a tornare protagonista. Oggi è una giornata veramente importante, non solo per la BMX ma anche per la città di Verona. Ospitare un evento così importante come l'Europeo veramente ci riempie d'orgoglio. Tantissimi ragazzi, tantissimi professionisti che corrono sulla pista, una delle piste più importanti d'Europa se non del mondo, quindi veramente oggi ci sono tutti gli ingredienti perché sia una bellissima giornata di sport a Verona. A Verona giustamente passeranno anche dei pass, dei punti importanti per anche arrivare alle Olimpiadi, quindi doppia importanza per questo evento. Sì, infatti queste non sono manifestazioni fine a se stesse, ma sono manifestazioni, eventi sportivi a livello mondiale importantissimi, perché poi daranno quei punti necessari poi per gli atleti, per i migliori atleti, per poi andare in Giappone a luglio. Quindi veramente una manifestazione di primo ordine a livello internazionale. Quindi un ringraziamento naturalmente agli organizzatori, a Paolo Fantoni, alla Presidente Linda, a tutto lo staff che ogni volta con grande sacrificio
sacrificio e grande dedizione veramente regala questi appuntamenti alla città di Verona. Quindi è una squadra, ci sono le squadre all'interno della pista che corrono gli atleti, ci sono anche le squadre fuori dalle piste e il comune fa parte della squadra della BMX Arena. Grandi eventi che sono anche un po' lo stimolo, un segnale di ottimismo anche per lo sport dilettantistico che in questo momento da più di un anno soffre terribilmente. C'è qualche spiraglio secondo te per ripartire, non dico come prima della pandemia, però con un passo un po' più spedito? Allora, gli ultimi decreti iniziano ad essere confortanti in questo senso, quindi anche lo sport non professionistico inizia ad avere il proprio spazio e tornare tra virgolette alla vita, e quindi siamo fiduciosi che nell'arco di breve si possa tutti insieme uscire da questo incubo e magari dopo Ferragosto iniziare a pianificare anche le stagioni sportive della pallavolo, della pallacanestro, del calcio, del baseball, insomma tutte le discipline sportive che ci sia la possibilità di ripartire lasciandoci alle spalle questo bruttissimo periodo. Eccoci qua, allora anche il saluto dell'assessore allo sport Filippo Rando. Proviamo ancora con Lara. Proviamo con Lara, ci dai. senti? Ti senti Lara? Niente. Posso aggiungere Ha bisogno una cosa di averli a perché non casa. si collega? Ha bisogno di averli a casa di Lara. Pubblicità. No, purtroppo Lara non ti sentiamo. Facciamo una cosa, Lara. Allora, vediamo di riorganizzare un'altra serata e ti riprendiamo ospite, perché è un peccato non poter parlare con te. Quindi a questo punto ti salutiamo, ti ringraziamo per essere stata con noi e puntiamo a fare un'altra puntata con l'Imoco, dai. Va bene? Grazie Lara e portate pazienza, ma non dipende da noi. Allora, andiamo con Katia. Sì. Katia, ultima riflessione, avete fatto questa grandissima cavalcata in campionato contro un Padova che vi ha dato filo da torcere fino alla fine da teste di serie. Come abbiamo discusso prima, invece in questa Final 8 siete stati un po' la sorpresa del torneo, eravate sfavoriti e siete arrivati fino all'atto finale. La forza dell'Audace Calcio a 5 è stata anche quella di essersi modulata un po' al percorso che stava percorrendo, giusto? Microfono. Ok. Vai. Sì. Quest'anno è stata formata una squadra per raggiungere l'obiettivo che in primis era quello del campionato. È stato un percorso difficile perché comunque noi siamo partiti subito con un pareggio, quindi quando parti e invece che arriva della vittoria ti arriva un pareggio non è proprio bellissimo, però col senno di poi ci siamo resi conto che il pareggio su quel campo, che era quello del Duomo Chieri, era un pareggio d'oro, tant'è che il Padova su quel campo lì ha perso. E è stata una cavalcata perché siamo sempre rimaste comunque seconde, poi ci sono stati dei passi falsi del Padova, siamo passate davanti, poi sono ripassate loro, insomma è stata comunque un testa a testa fino alla fine, tant'è che si è risolta nello scontro diretto che era poi per la penultima partita, quindi se noi, come è successo, vincevamo il campionato. Se nel caso vincevano loro, si decideva poi tutta l'ultima partita, ma le possibilità poi diventavano comunque poche. Vincere là... Tanto Katia, mentre stai parlando, Katia, stiamo vedendo le immagini, una breve sintesi della finale di Coppa. Prego, scusami se ti ho interrotto. No, niente, tranquillo. Dicevo che vincere sul campo del Padova è stato... un'emozione indescrivibile, penso la cosa più bella che potesse succedere. E chiuso quel capitolo, le Final 8, come ho detto prima, sono state comunque un trampolino di lancio anche poi per il campionato futuro che andremo ad affrontare. Partire sfavorite forse è stato anche un pregio, non lo so, però sicuramente abbiamo affrontato squadre che se erano lì era perché c'era un motivo, squadre comunque di alto livello, e noi siamo state brave a interpretare bene tutte le partite e siamo arrivate fino alla fine. Poi peccato per la sconfitta, però sicuramente ci servirà per migliorare anche quei piccoli dettagli che hanno fatto la differenza. E niente, è stato un anno veramente veramente bello che rimarrà impresso.
Non vi sento. Katia, ti dicevo scusa, è stato un anno indimenticabile che resterà nelle vostre memorie, ma sicuramente le pagine più belle sono quelle che devono essere ancora scritte, quindi l'anno prossimo, con le difficoltà che probabilmente, anzi sicuramente incontrerete, sarà comunque un'altra grande stagione da vivere fino in fondo. Beh sì, sicuramente, sicuramente sarà un anno molto impegnativo, però poter giocare nella massima categoria penso sia il sogno di tante persone, tante ragazze. Noi avremo la possibilità di farlo e sicuramente ce la giocheremo a pieno. Speriamo di rimanerci il più possibile e di dimostrare le nostre qualità e il nostro valore. Michael, ultima considerazione anche con te. Chiedo con che spirito si guarda ai playoff contro una Triestina che parte con l'onore dei pronostici, ma forse anche questo, no? È un punto di forza, quello di, tra virgolette, non avere niente da perdere, ma poter giocare con entusiasmo, coraggio e magari, non so, magari ci scappa anche il risultato. Sì, sicuramente. Guarda, hai risposto da sola a questa domanda, penso proprio la stessa cosa. Giochiamo da sfavoriti su un campo difficile, con un risultato disponibile che è quello che è la vittoria, e prepariamo la settimana con serenità e, come dici tu, non abbiamo niente da perdere, no? Quindi andiamo su questo campo lucidi, tranquilli, proviamo a fare la nostra partita e poi sai, il calcio, come si dice, la palla è rotonda, no? Quindi noi ci crediamo, cerchiamo di fare un ottimo playoff, perché ce lo dobbiamo tutti, ce lo deve la società, e quindi insomma arriviamo più carichi che mai questa domenica alle 5:30 con la Triestina. Certo. Sbaglio, Michael, oppure la Virtus ha già affrontato la Triestina in Serie D, no? Nel playoff diversi anni fa, quindi può essere anche un precedente che vi farà avere un po' il dente avvelenato. Guarda, non ricordo, non lo so in Serie D se avevano giocato contro. Ben venga, può essere uno stimolo in più. Penso che non ci siano ragazzi che, forse Danti, forse Domenico, se stai parlando di playoff di Serie D, comunque può essere uno stimolo in più, e bene, dai. Mettiamo anche quello a referto, quindi sarà un motivo in più per andare al Nereo Rocco e cercare di fare risultato. Ultima domanda a Paolo Fantoni. Paolo, me l'hanno chiesto in tanti in questi giorni qui, sarà possibile accedere all'Olympic Arena di BMX di Verona per vedere questi campionati del mondo o solo streaming? Un attimo, scusa, ripeti, scusa, perché c'era il microfono disattivato, prego. Sarà trasmessa in diretta su Olympic Channel, sia quella di sabato che di domenica, e abbiamo la possibilità di poter avere 200 ospiti, diciamo, che però sono quasi tutti accompagnatori, quindi non ci sono grosse possibilità di poter venire. Purtroppo questo è uno dei lati negativi in questo momento, perché avere una competizione di questo tipo con atleti di questo livello, per chi pratica questo sport, adesso parlo solo dei nostri tesserati, non poter essere presenti a vedersi i top rider e chiedere la firma o magari la tabella del numero della manifestazione è veramente una cosa triste. Purtroppo è una delle cose proprio più brutte, perché danno uno stimolo a chi fa l'attività grandissimo, e vederli, ecco, diciamo che abbiamo avuto una grossa fortuna, perché tutti questi atleti contemporaneamente o l'ora prima o l'ora dopo si sono allenati da noi con i nostri ragazzi in pista, quindi hanno avuto addirittura un'occasione pazzesca di poter guardarli dal basso in alto mentre si preparavano ad allenarsi. Però insieme, sì. La manifestazione purtroppo non sarà possibile. Solo in diretta. Beh, insomma, io invito
invito gli appassionati non solo di BMX ma di sport in generale a seguire la vostra pagina Facebook, che è Team BMX Verona, dove ci saranno tutti gli aggiornamenti in merito. Ultima domanda, Paolo, qualche nome, qualche top rider di livello, insomma ce ne saranno tanti, ma qualche nome in particolare? Vabbè, ti faccio solo nomi italiani, ovviamente. Certo, no. Allora, diciamo italiani. I primi, anzi non primi 40, i primi 80 nella classifica mondiale sono tutti presenti. Fai conto che ci sono 220 partenti, quindi gli altri sono, diciamo che abbiamo delle buone aspettative anche dei nostri ragazzi italiani, solo per il fatto che gareggiano in casa. Nella categoria junior abbiamo visto in queste 2 giornate, e che ora si trova al top della classifica mondiale, Leonardo Cantiero, un nostro ragazzo junior che fa 18 anni quest'anno, che ha fatto un secondo e un terzo posto, un secondo posto il sabato e un terzo posto la domenica. A seguire ci sono altri ragazzi giovani che diciamo che non è uno sport proprio giovane, perché la nostra società quest'anno fa i 35 anni di fondazione, però l'abbiamo sempre fatto a livello un po', come dire, di divertimento, ricreativo. Solo da 10 anni a questa parte abbiamo detto proviamo a fare qualcosa di importante. Abbiamo creato questo impianto riconosciuto come impianto europeo e tra i migliori europei, appunto, come diceva anche l'assessore dello sport, e unico centro federale italiano dove si allena la nazionale, ma vengono fortunatamente anche, proprio perché è una pista che è ritenuta molto tecnica e molto importante, vengono anche tantissimi stranieri, e la condivisione di allenamenti con questi stranieri ci fa crescere molto. Assolutamente è una crescita continua, un confronto che va fuori dalle mura di Verona, quindi assolutamente una crescita per voi come società e per i vostri atleti. Direi che ultimo intervento, quindi abbiamo fatto già un'ora abbondante di diretta, quindi a questo punto io non voglio tenervi oltre, anche se andrei avanti ancora, perché insomma gli argomenti sono ancora tanti, però diciamo che ci vedremo prossimamente, sicuramente con tutti e tre, quindi io vado ai saluti finali. Saluto Katia Coppola, capitano della Dacia Calcio 5. Grazie Katia di essere qui. Salutami il presidente. Sarà fatto, grazie. E in bocca al lupo per tutto. Noi ci sentiremo comunque ancora. E poi Michael De Marchi, grazie Michael per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Non dico nulla, dico solamente buona partita e divertitevi, per questo playoff è un premio, come hai detto tu, e quindi è giusto che ve lo godiate, vi godiate al meglio questa partita, poi insomma se le cose devono andare vanno, dai. Grazie mille, Crepi il lupo. E saluta il buon vecchio Gigi. E infine tanti saluti, tanti complimenti anche a Paolo Fantoni, grazie di essere stato con noi, buon lavoro, perché questa mattina era alle 6 e mi sa che anche domani mattina alle 6 sarai giù in arena, quindi per allestire, e ti auguro veramente buon lavoro, poi noi ci vedremo nel fine settimana. Sì, volevo salutare tutti. Volevo far presente che quando abbiamo fatto l'impianto, il sindaco che abbiamo adesso era l'assessore dello sport, quindi con lui abbiamo fatto i progetti, e a quel tempo il sindaco era Tosi, che ancora da oggi dobbiamo ringraziare. Ma un ringraziamento noi lo dobbiamo fare appunto a tutti i volontari che ci danno una mano, e le attenzioni che abbiamo ricevuto da tutto lo staff dello sport di Verona, sempre a disposizione, e del comune di Verona, e molto molto disponibili e molto preparati, vale a dire che fanno di tutto per non metterci in difficoltà quando andiamo a chiedere qualcosa. E anche assolutamente la Regione Veneto, perché loro ci danno non solo delle attenzioni ma anche un interesse economico, che senza di loro non avremmo potuto affrontare queste esperienze. Assolutamente. Perfetto.
Grazie Paolo, allora Grazie. mi permetto Albi di ringraziarti, di grazie ringraziare a te, il padrone Teo. di casa, di ringraziare Aveglia che ci dà sempre Sì. una disponibilità incredibile. Ricordo a tutti quanti la live di mercoledì prossimo 12 maggio, parleremo di bici, parleremo con un esperto di bici d'eccezione, Marino Bartoletti, che ho avuto la fortuna di intervistare, abbiamo avuto la fortuna di poter interloquire con lui in una live appassionante si prospetta anche mercoledì prossimo. Segnatevi l'appuntamento. Ciao a tutti e buona serata. Ciao a tutti, grazie. Arrivederci.